tu poi dici che uno non deve bestemmiare, ma come cazzo fai, Vagliù? Ma come fai? Kevin De Bruyne ha finito il 2025, lo rivedremo nel 2026 febbraio-marzo se tutto va bene, madonna mia, nel girone di ritorno, cioè Vagliù. Mamma mia, Vagliù, è incredibile, lesione di alto grado al bicipite femorale destro, che cazzo è, ma non mi ricordo. Il giocatore è già partito per il Belgio, si andrà a operare in Belgio, stile Lukaku, diciamo così. Io penso che si sia rotto lo stesso cosa che si è fatto Lukaku, ditemelo qui sotto nei commenti, ma io penso proprio di sì. È allucinante, Vagliù, è allucinante, però non tutti i mali vengono per nuocere, diciamo così. Vabbè, perché se no dovrei stare qui a chiastemmare è meglio morte di chi da morto e non voglio farlo, però l'incazzatura c'è, io mi sarei aspettato un mese di recupero, si è strappato un mese, massimo un mese e mezzo, no, 3-4 mesi, 3-4 mesi. Io vedo Auriemma che già sta festeggiando a Napoli coi fuochi d'artificio, se sentite qualche fuoco d'artificio Auriemma che sta festeggiando. Ne sono convinto al 100%. In effetti, poi dopo che è arrivata la voce dell'infortunio, subito ha fatto post. Ma tanto il Napoli si risolverà, giocherà addirittura meglio. Non è questione di giocare meglio, è questione che Guaglione già tiene 34 anni. Potrà giocare altri 2 anni a alti livelli? Penso io, L'ultima volta che ha subito un infortunio del genere, per ritornare in movimento ce ne ha messo tanto. Vabbè. A parte questo, se da un lato abbiamo l'infermeria pienissima, si inizia a svuotare anche questa infermeria, perché Vagliù è notizia di queste ore, ce la dà Ciro Troise, se non sbaglio, dove ci dice che Rachmani e Højlund sono pronti a partire in vista di Lecce, quindi sono recuperati sia Rachmani e Højlund, ma secondo me Rachmani non giocherà. Secondo me, come la penso io, come la vedo io, Rachmani non giocherà. Ci sarà di sicuro la difesa, quella che ha giocato contro l'Inter, ovvero Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Spinazzola. Secondo me non penso che rischi subito Rachmani. Stessa cosa vale lì davanti per Højlund. Secondo me lo metterà a gara in corso. Non penso lo rischi subito così titolare, perché poi sono arrivati anche aggiornamenti per quanto riguarda Lucca e si dice, Sky Sport 24 lo dice, edizione delle 17:30, dove dice Lorenzo Lucca è favorito su Noah Lang per una maglia titolare contro il Lecce. Io non so perché abbiano messo Noah Lang, non lo so, però ecco, cosa importante, Neres si era detto dopo la partita il brasiliano è stato male, non si è allenato, invece no, Neres non ha accusato solo crampi dopo la partita contro l'Inter, non c'è nessun infortunio, quindi non si è fatto male Neres, quindi siamo a posto e lo potremo vedere anche titolare, secondo me. Ora ci arriviamo alla formazione, perché Conte naturalmente non parla, non fa conferenza stampa, perché non ci sto tempo per fare conferenza stampa. Sabato è finita la partita, domenica allenamento, lunedì si fa l'allenamento e poi si parte subito in vista di Lecce, quindi era impossibile fare la conferenza stampa e quindi è giusto anche non farla questa conferenza stampa, anche perché dopo di sicuro dopo Inter-Napoli, dopo Napoli-Inter, il fatto di Lautaro, fatti equivoci, sarebbe stata una conferenza stampa a senso unico a parlare solo di quello che è successo in vista di Lautaro Martinez, Dumfries, Marotta, Chivu, quindi è meglio, anzi diciamo che forse è meglio che non hanno fatto la conferenza stampa, almeno non ci siamo subiti questa cosa. Allora, detto questo, signori, intanto McTominay e Anghissà nella formazione top 11 della Serie A, addirittura ci hanno messo Çalhanoğlu, non c'è che cosa, vabbè, Çalhanoğlu per un voto di 7, come cazzo ha fatto Çalhanoğlu a pigliare 7, perché ha fatto un calcio di rigore, ci sta. Comunque vi ho già detto che De Bruyne è andato in Belgio e tutte queste cose. Facciamo la probabile formazione, ragazzi, anche se, perché qui si è rotto pure Meret, cioè è allucinante veramente, si stanno infortunando tutti quanti. Speriamo che non si infortuni qualcun altro in Lecce e Napoli, perché sennò io mi metto a disposizione, se no chiamiamo Tommaso Starace, non vi preoccupate. Comunque probabile formazione mo ci andiamo a pigliare probabile formazione un attimo.
Oh, ed eccolo qua, mi prendo l'articolo di Sky Sport, ragazzi, quindi diciamo che è affidabile, perché ce lo dice Massimo Ugolini. Allora, buone notizie da Castelvolturno per Conte, che ritrova Rachmani e Højlund. Entrambi sono partiti alla volta di Lecce, probabilmente domani partiranno dalla panchina. Quindi, come già vi ho anticipato, Rachmani non sarà titolare, è giusto, giustissimo, Højlund idem, giustissimo. Il Napoli è partito intorno alle 16:30 da Capodichino per dirigersi verso Lecce. Un aereo prenderà anche Kevin De Bruyne, ma in direzione Belgio, per valutare l'opportunità di un intervento chirurgico, anche se il calciatore è sempre più propenso ad un'operazione piuttosto che una terapia conservativa come ha fatto Lukaku. I tempi di recupero sono 3-4 mesi. Vabbè. Rachmani dovrebbe tornare titolare per Napoli Como. In attacco Lucca sembra favorito sull'Anga. Conte potrebbe dare un turno di riposo a qualche titolarissimo a partire dal capitano Di Lorenzo. Quindi vedremo uno Spinazzola a destra. Spinazzola a destra. E quindi dovremmo vedere, voglio, perché io mi voglio prendere una probabile formazione, anche se io vi do la mia di formazione, probabile formazione. Vediamo un po' cosa dice su internet. Allora, gol.com, ci pigliamo gol.com oppure ci pigliamo, no, pigliamoci gol.com, che è quello più aggiornato in questo momento. Allora, vediamo un po'. Napoli, eccolo qui. Allora, Napoli 4-3-3. E qui ci potrebbe essere la svolta tattica per il Napoli. Attenzione. Allora, Conte ha perso De Bruyne, ma ha recuperato e Rachmani. Va bene, loro ci parlano, e io questo già vi dissi, perché loro qui danno Di Lorenzo titolare, ma attenzione perché Sky ci dà come attaccante, come ci dice che Di Lorenzo non dovrebbe essere titolare. Ma un bel Mazzocchi, io la butto lì, ma un bel Mazzocchi, facciamo riposare anche Spinazzola, con Savic in porta, Savic per forza in porta, perché naturalmente Meret fuori 1 mese, 2 mesi, non si sa quando ritornerà. Loro parlano di Lorenzo, io ti metto Mazzocchi barra Spinazzola, con Spinazzola più avanti, perché Mazzocchi è fuori dal progetto, ma io ho visto delle immagini dove Mazzocchi si va a pigliare Lautaro Martinez e riesce con Pari, lieva da Nanzi e Pal, ritorna al centrocampo, non ci rompo, a non toccare Antonio. Conte queste cose le vede, i guerrieri. Beuchema, Juan Jesus, addirittura Beuchema, Juan Jesus. Staremo a vedere. Anghissà, Gilmour, McTominay, in attacco Politano, Lucca e Lang. Allora anche turno di riposo per Neres, vabbè, ci può stare. Chance per Lang nel tridente completo da Politano, Neres non al meglio, Elmas scalpita in questo momento, ci potrebbe essere anche un Elmas esterno di sinistra, lo può fare Elmas, quindi attenzione, attenzione. Allora, queste erano tutte le news di giornata, ragazzi, non so se fare una live questa sera, non credo sinceramente. Fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, se eravate più fiduciosi su un infortunio più leggero per Kevin De Bruyne, ma ragazzi, l'immagine che De Bruyne dopo segnato si mette quasi a piangere, l'avevamo capito che non era un infortunio leggero, diciamo così, era già un infortunio molto grave, si era capito subito, quasi lacrime. De Bruyne a fatica camminava. E poi fatemi sapere voi che probabile formazione, un ipotetico 11 domani contro il Lecce, ricordo ore 18:30. Naturalmente il post partita uscirà dopo lavoro. Fatemi sapere qui sotto nei commenti, date hype a questo video. Ciao.